Sono ore di apprensione per le sorti di Corrado Levorin, il 33enne pilota padovano che era ai comandi dell'elicottero di cui ieri mattina si sono perse le tracce mentre sorvolava gli Appennini al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna. Levorin, pilota ed istruttore di volo, stava trasportando 6 imprenditori stranieri da Lucca a Resana nel Trevigiano, dove erano attesi nell'azienda Rotocart di Castelminio. A Polverara, il piccolo comune della Bassa Padovana dove vive la famiglia di Corrado Levorin, si attendono notizie. La sindaca Alice Bulgarello è in costante contatto con i genitori del giovane pilota. Sono momenti di preoccupazione e stiamo attendendo che arrivino presto notizie e da ieri insomma stiamo sperando che siano delle buone notizie. È un piccolo comune il nostro, ci conosciamo praticamente tutti e con il signor Levorin con Graziano ci incontriamo spesso, quindi stamattina ci siamo sentiti e sotto costo, insomma, gli ho detto che stiamo pregando tutti, siamo tutti in apprensione, attendiamo buone notizie. Alice Bulgarello conosce Corrado fin da piccolo ed è stata sua animatrice in parrocchia. Il 33enne aveva sempre avuto il sogno di volare ed è un pilota molto esperto, dice. Sappiamo che Corrado era un pilota esperto, molto attento, quindi vogliamo sperare che ce l'abbia fatta, sia riuscito in qualche modo a mettere in pratica le sue enormi conoscenze e capacità e ad avere un risvolto positivo.